Una trentina di giovani coinvolti in una rissa alla Sagra di Vigonza, proprio vicino alla sede degli Alpini già bersagliata da vandali ignoti la scorsa settimana, come vi avevamo raccontato. La scintilla che infiamma parte alle 11:30 di martedì sera. Bottiglie e vassoi che volano. Fortunatamente non sono state coinvolte famiglie con bambini. Ieri sera c'è stato questo attacco fulmineo tra due bande di fatto di ragazzi che poi si è sviluppato nei pressi della sede degli Alpini, perché alcuni di loro hanno cercato rifugio proprio dagli Alpini. I carabinieri che erano di presidio qui nella Sagra sono intervenuti in pochissimi minuti e hanno anche individuato e fermato alcuni di questi soggetti coinvolti. Ora il sindaco Boscaro ha predisposto un piano di sicurezza con vigili e carabinieri coinvolti, una misura presa a malincuore per una festa di quartiere fatta per regalare qualche ora di svago. È veramente un peccato far festa tra famiglie, come è sempre stato, con le pattuglie lì piantonate in mezzo alla sagra, che devono verificare che qualche farabutto non rovini la festa alle famiglie. Ieri sera hanno rischiato anche di fare del male a delle persone che passavano, quindi veramente oggi l'allerta è massima. L'appello che fa il primo cittadino è rivolto ai giovani e alle loro famiglie. Di teste calde le abbiamo sempre avute qui come dappertutto, ma quando anch'io, che ho 30 anni, ero giovane, i nostri genitori veramente erano dei maestri e presidiavano queste situazioni e erano veramente degli esempi e ti rimettevano in riga quando era giusto rimettersi in riga e ti facevano notare le cattive compagnie. Oggi vedo che c'è un rilassamento. Abbiamo visto anche ieri, mi hanno detto i carabinieri, che un genitore di questi ragazzi coinvolti è andato ad affrontare a muso duro la pattuglia dei carabinieri, quasi a giustificare il figlio davanti a un evento del genere. Quindi questo non può esistere.